Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Marina Cioli Rinaldi, che è la presidente dell'Ande di Trieste. Grazie per essere tornata. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Nei nostri studi noi parleremo di tutta una serie di appuntamenti e di iniziative che nei prossimi, diciamo già nei prossimi giorni a questo punto l'Ande organizza, ma come sempre prima di affrontare il core business, se mi consentite, dell'intervista, chiariamo un attimo che cos'è l'Ande. Ecco, è l'Associazione Nazionale Donne Elettrici. E si occupa dal 1946, cioè da quando le donne hanno avuto la possibilità di andare al voto, si occupa di creare una coscienza civile, civica a tutte quante queste signore, perché ovviamente precedentemente erano abbastanza ignoranti su queste tematiche. E poi naturalmente col passare degli anni Ande si è evoluta, ha ampliato le sue tematiche e si rivolge anche a una platea più vasta che riguarda l'economia, la finanza, il sociale della nostra città, in modo particolare Ande Trieste, e poi dell'Italia e anche internazionalmente parlando. Per cui è un'associazione molto importante che ha avuto un grandissimo riscontro anche all'estero ed è una associazione unica in Europa perché altre non ce ne sono e le donne sono molto attive. Adesso abbiamo fatto appunto... Tant'è vero che eravate anche a Bruxelles nei giorni scorsi. Sì, eravamo a Bruxelles l'altra settimana, abbiamo incontrato la Metsola, che è la Presidente del Parlamento Europeo, che non riceve mai nessuno, e ha ricevuto noi, è stato un grande onore, una grande emozione. Abbiamo parlato naturalmente di quello che l'Ande ha fatto e fa e farà nel futuro. L'Ande quest'anno festeggia il suo 80° compleanno. Ah, certo, perché se siete nate nel 46, proprio nell'anno in cui, certo, sì, non avevo fatto caso. No, per cui bene, un bel traguardo e spero anche un'ottima ripartenza. Poi siamo state accolte nel pomeriggio anche da Raffaele Fitto. Lui invece è il vicepresidente commissario della Commissione Europea, e anche lui ci ha accolto con grande entusiasmo, è rimasto molto così affascinato dal nostro entusiasmo, dalla nostra voglia di fare e da tutto quello che è stato fatto. E per cui sono state delle giornate molto impegnative, con dei convegni all'interno del Parlamento, all'interno della Commissione Europea. Noi siamo europeiste e ci battiamo con la piattaforma di Pechino, che naturalmente non è mai stata completata, ma speriamo in un futuro che lo sia, per l'uguaglianza di genere, per le donne, perché le donne possano emergere anche, non rimanere chiuse sempre, a parte il fatto che ci sono delle problematiche gravissime in certi paesi del mondo che ben conosciamo, ma che le donne possano veramente uscire dalle loro case, dalle loro tran di casalinghe e possono veramente far valere la loro voce, perché ci sono delle donne in gambissima nel mondo che meritano veramente rispetto e onore. Tra l'altro, c'è una cosa molto divertente, nel senso che il primo voto alle donne ha coinciso con il voto per il referendum della Repubblica, monarchia repubblica, è raccontato a mio avviso benissimo dal film di Paola Cortellesi C'è ancora domani. Sì, esatto. E la cosa che a me diverte molto è il fatto che il domani a cui fa riferimento il film sia il 3 giugno, che è il giorno del mio compleanno. Bene. Il referendum passa come referendum del 2 giugno, però si è votato anche il 3, e il domani del film è il 3 giugno. Perfetto, bellissimo. Credo tra l'altro che da questo punto di vista, Presidente, sarete anche, avrete valutato con attenzione e con una certa soddisfazione il fatto che lo scorso referendum ha fatto registrare finalmente una percentuale di adesione al voto importante. Io non direi
come molti hanno detto, affluenza da record, perché secondo me affluenza da record significa oltre il 90%, esatto, per dire la verità. sì, Però, teniamoci cauti, ma quindi, insomma. però rispetto alle tornate votazioni precedenti mi sì, pare sì, che sì, sia certamente, un segno importante. Sì, un segno importante, e noi infatti come Ande ci battiamo moltissimo perché si vada al voto. Il voto è un diritto-dovere, ed una volta era dovere anche, Sì. adesso no, però è sempre un grandissimo diritto, un'acquisizione che noi abbiamo avuto anni fa e di conseguenza non possiamo perderla, perché è inutile che poi ci dicano sì, è colpa vostra se fate così, però andiamo a votare. Allora mettiamoci in questo... Una delle cose che a me dà più fastidio ogni volta che la sento è quando qualcuno, dovendo criticare o un sindaco o un presidente di regione o un presidente del Consiglio, dica ma non può parlare a nome di tutti perché è stato eletto soltanto con il tot % di elettori. La colpa è di chi non è andato a votare, è inutile andare a fare. Certo, se vanno a votare due persone, vale il voto di due persone, date una mossa e va a votare. Questo e poi adesso ci sono stati tanti giovani che hanno votato, quindi fa ben sperare, fa ben sperare, e fa ben sperare che però si informino anche, non soltanto che vadano così perché per un istinto generazionale, piuttosto che perché l'amico mi ha detto, l'amica... No, devono essere informati e scientemente votare, e questo ce lo auguriamo veramente a tutti quanti. Ricordiamo anche, non per una mozione degli affetti, ma perché è effettivamente stato così, per consentire a tutti noi di andare a votare. Qualcuno è anche morto nei tempi, quindi se non altro per questo bisognerebbe onorare tutto ciò, mi verrebbe da dire, virgolette, semplicemente andando a votare. Allora, ciò detto, per quanto riguarda Ande, ci sono appunto in programma alcune iniziative che fanno parte, mi verrebbe da dire, se me lo consente, della terza missione di Ande, cioè quella di essere una presenza propositiva nella vita culturale, politica e sociale, se vogliamo, anche della città, appunto con una serie di appuntamenti. Il primo dei quali è il giorno 14 di aprile, come si vede, ed è dedicato ad un problema. E questo sarà molto importante perché è una conferenza, una tavola rotonda che ho organizzato con l'aiuto di Massimo Campailla, che è professore di diritto della navigazione all'Università di Trieste, con Francesco Parisi, che aveva fatto a suo tempo, i primi giorni di dicembre, aveva fatto un convegno internazionale su IMEC, il corridoio indoeuropeo che dovrebbe collegare l'India attraverso la penisola arabica a Trieste, per cui una cosa un progetto fantastico che io non vedrò mai, insomma, pazienza, lo vedranno i miei nipoti, speriamo. Speriamo. E, per cui sono rimasta affascinata di questo argomento e adesso lo propongo all'Università di Trieste. Avremo la rettrice che farà il saluto istituzionale, avremo il presidente consalvo dell'ente Porto che interverrà, e per cui sarà una cosa molto interessante. Ci sarà il professor Borruso. Speriamo che vada in università di sede centrale, sede centrale. Nella Magna probabilmente. Sì, la Magna. No, non è la Magna, è una sala al primo piano, se non sbaglio. Comunque c'erano le locandine fuori. Forse sarà la Bachelet o la Camerata, insomma sono le sale che vengono utilizzate per queste iniziative. E effettivamente non si riflette eccessivamente sull'importanza del corridoio IME, che io ho avuto la fortuna di assistere ad un convegno 2 o 3 anni fa, quasi carbonaro, nel senso che era, come dire, virgolette, nascosto fra le iniziative della Barcolana, e in realtà se Trieste riuscisse ad ottenere questo, il problema è che ci sono i francesi, che quelli sono tosti, però insomma sono anche troppo tosti e delle volte... Sì, mettono il bastone tra le ruote. Come? Mettono il bastone tra le ruote. Ma delle volte anche gli si ritorce contro. Devono stare attenti anche loro. Quindi bisogna fare attenzione e seguire la cosa. Questo sarà sicuramente molto interessante. E poi faremo un altro convegno, un'altra conferenza con il generale Camporini, ex generale dell'aeronautica italiana,
che verrà a parlare il 18 di maggio e parlerà sulla stabilità internazionale e sulla sicurezza europea, per cui sarà un'altra conferenza di grande impatto proprio conoscitivo, no? Bisogna assolutamente sapere un po'. Poi adesso naturalmente ci sono delle crisi notevolissime in giro per il mondo, quindi non si sa di cosa poi potrà parlare. Sì, sarà un argomento cosa che di sarà grande aggiornato. attualità, deve essere aggiornatissimo però di minuto in minuto. E poi ci sarà il giornalista Biloslavo in giugno, dovrebbe venire il 4 giugno, ma probabilmente slitterà questa data un paio di giorni dopo, vediamo. Lui parlerà anche, immagino... Lui parlerà della sicurezza in Europa, dovrebbe parlare della sicurezza in Europa, però è sempre da vedere a che punto saremo, come poi, si evolverà tutte le situazioni in giro per il mondo, perché sono veramente drammatiche in questo momento. Speriamo che la situazione in giro per il mondo sia più tranquilla, non solo per consentirvi di svolgere, ma anche... Al di là di questo, che per l'amor del cielo ha un'importanza relativa, l'importante è che ci sia la pace, la coesione nel mondo, è quello che abbiamo ribadito anche al Parlamento europeo e anche alla Commissione europea. Questa è una cosa di fondamentale importanza, tant'è vero che la nostra Presidente nazionale Marisa Fagà ha concluso tutti quanti i lavori dicendo non c'è Europa se non c'è pace, e non c'è pace senza Europa naturalmente, per cui bisogna veramente cercare di andare d'accordo e di essere solidali gli uni con gli altri. Come si diventa soci dell'Ande? Come funziona? Allora, noi abbiamo a Trieste 55 socie e siamo una delle sezioni più numerose d'Italia, perché ce ne sono certe che ne hanno solo 10 di partecipanti, di socie. Per potersi iscrivere si deve andare su Ande Trieste, sul nostro sito internet Ande Trieste, e lì ci sono tutte le spiegazioni, c'è un numero di telefono, c'è una mail che adesso se vuole la dico, info@andetrieste@gmail.com. Per cui questo è importante, uno può scrivere una mail, ma comunque tutto quanto scritto è tutto, segnato, si va vanno sul sito. Sul sito, quindi. E poi si può entrare e partecipare, si spera attivamente. Quello che mi interessa è che le socie partecipino veramente con entusiasmo, con interesse, con cultura a quelle che sono le nostre problematiche, i nostri temi, perché così l'associazione va avanti, si fa conoscere, si fa naturalmente anche applaudire, e noi saremo molto contente. Presidente, c'è quando si parla di donne e politica, non è esattamente il campo dell'Ande, perché il vostro lavoro non è quello di come dire, fare in modo che ci sia una maggiore rappresentanza delle donne in politica. Sì, no, ma è anche questo. Sì, anche questo, okay. Sì, assolutamente, noi ci battiamo. Infatti la piattaforma di Pechino, appunto, di cui parlavo prima, è vero, sì, giusto, si è citato la piattaforma di proprio, Pechino, e quello è. Sì, era proprio questo per cercare di coinvolgere più donne possibili. Però c'è sempre, quando si poi vanno ad analizzare le statistiche delle votazioni, i dati, eccetera, c'è sempre quell'idea che forse non esiste più, però viene tirata fuori molto spesso, l'idea che il vero nemico delle donne in politica sono proprio le donne che votano, che dicono votano meno, e rimane così come... Ma per me, devo dire sì, io non vorrei dire una cattiveria, ma le donne sono abbastanza, non dico nemiche delle donne, ma purtroppo non molto solidali molto spesso, purtroppo. Ci dovrebbe essere una maggiore coesione, una maggiore collaborazione, una maggiore empatia tra di noi, perché ci sono delle donne veramente che sono in gamba e che devono assolutamente andare avanti, farsi conoscere, far conoscere i loro interessi, i loro progetti. E poi c'è il solito problema che le donne comunque sono sempre limitate, perché per genetica sono casalinghe, no? Per cui devono occuparsi della mamma malata, dei figli quando sono piccoli, dei figli quando sono grandi, dei nipoti, e non si finisce mai di concludere un cammino per cominciarne un altro o intraprenderne due parallelamente, soprattutto gli asili nido, no? Il problema adesso è quello degli asili nido, perché se qualcuno non si occupa dei bambini, come fa una donna e anche un uomo? Poi adesso ci sono anche
gli uomini che possono partecipare alla vita dei loro figli, però non è sufficiente, bisogna che ci siano asili nido, che ci siano asili per i bambini più grandi e così, assolutamente. È anche curioso, dobbiamo far presto perché è anche curioso che per esempio uso un termine che a me non piace, ma nella narrazione di determinati argomenti si quasi toglie di mezzo, per esempio, determinate figure femminili. Io non so se un ragazzo di 20-25 anni conosca chi era Golda Meir o chi era la Thatcher o Indira Gandhi, indipendentemente poi dal giudizio sulla figura, eccetera. Però sento raccontare sempre meno di queste che nella seconda parte del Novecento hanno fatto veramente la differenza. Persino la Thatcher. Assolutamente, la donna di ferro, no? Come era chiamata? Secondo Glenda Jackson non era una donna, ma questo è un altro discorso. Però voglio dire, c'è questa carenza grave, secondo me. Sì. Intanto le donne sono molto in minor numero rispetto agli uomini, tanto per cominciare. E poi in genere gli uomini hanno fatto la storia finora, diciamo. Le donne sono state ingambissime, bravissime, ma sempre poche, purtroppo sempre poche. E poi ci sono tante donne che non se la sentono poi di ricoprire delle cariche istituzionali importanti, per cui insomma ci sono un po' di problemi. C'è ancora strada da fare. C'è strada da fare, ma speriamo bene. Allora io ringrazio Marina Cioli Rinaldi, presidente dell'Ande di Trieste, per essere stata con noi, e vi ricordo appunto l'appuntamento del 14 aprile in università per questo convegno sul corridoio IMEC. A che ora? Alle 16:30. Grazie davvero Presidente, buon lavoro. Vi aspetto tutti. Grazie, arrivederci. Grazie Andiamo adesso in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buon pomeriggio e ben trovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4. Diamo subito gli ospiti di Ring di questa sera con Ferdinando Avarino. Alle 21:10 l'intervista a tu per tu con Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste. Poi alle 21:40 il dibattito. Mauro Zinnati, lista Russo.Franco, Danilo Slocar della Lega, Luca Bressan, Partito Democratico e Mirko Martini di Idea Giuliana. Caro bollette e accesso al credito sono i due temi che preoccupano maggiormente le imprese dopo i rincari conseguenti al conflitto in Medio Oriente. Ieri pomeriggio il tavolo di lavoro in regione per concordare le prime misure urgenti. In serata i commenti proprio nel salotto di Ring. Sentiamo. Sostegno al pagamento delle bollette e accesso al credito agevolato. Sono le due misure chiave che la Regione Friuli Venezia Giulia si appresta a varare a seguito del tavolo aperto con le categorie economiche e i sindacati, a seguito dei riverberi del conflitto in Medio Oriente, in particolare sul fronte energia e carburanti. Misure che verranno varate a giorni e commentate così da Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato, nel salotto di Ring. Abbiamo tutti convenuto che ci sono delle priorità, in particolare la logistica, perché questi aumenti di prezzo che se vengono subito trasferiti sul prodotto finale, è chiaro che crea una spinta al rialzo anche e quindi riduce i poteri di acquisti di tutti noi. Quello che oggi preoccupa di più è questo sentiment, questa paura che si è innescata, che sta creando un po' un rallentamento, no? Cioè gli investimenti vengono già procrastinati, no? C'è questo clima di incertezza. Credo che però diciamo, questa è un'ennesima crisi energetica, che ne abbiamo avute delle altre, però in questo momento la affrontiamo in modo diverso, perché gli investimenti fatti nelle rinnovabili
ci mettono un po' al riparo. Proprio in merito alle energie alternative, a breve verrà attivato un nuovo bando per incentivare l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle imprese. Come preannunciato dal presidente camerale Pauletti al nostro TG, verrà anche riproposto l'abbattimento delle garanzie concesse dai confidi per l'accesso al credito, previste anche misure dirette alle imprese per abbattere il caro carburanti, riferite soprattutto al settore trasporti e logistica, e l'altra azione per le aziende colpite maggiormente dai rincari di gas ed elettricità, sul modello di quanto messo in campo dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Rimossi dai militari del terzo reggimento guastatori di Udine gli ordini bellici trovati sul fondale del porticciolo di Barcola lo scorso 25 di marzo. Lo specchio d'acqua però rimane interdetto in attesa del prossimo debombing. Vediamo. Siamo arrivati, abbiamo effettuato un controllo, ne abbiamo localizzati e trovati 17. Si tratta di granate d'artiglieria inglese della Seconda Guerra Mondiale, ordigni privi di sistema di funzionamento che una volta portati alla sede del terzo reggimento guastatori di Udine verranno distrutti. I reperti bellici erano stati pescati dalla benna di un escavatore durante le operazioni di dragaggio del porticciolo di Barcola lo scorso 25 marzo. L'area era stata sequestrata in attesa dell'arrivo degli artificieri da Udine che questa mattina hanno rimesso in sicurezza la zona. I proiettili d'artiglieria sono stati allineati sul molo, scansionati e poi caricati sui mezzi dei militari. Rimane sotto sequestro lo specchio d'acqua del porticciolo. Avviato l'iter per richiedere l'autorizzazione al prossimo debombing, ovvero lo scansionamento del fondale marino con i metal detector per assicurarsi che non ci siano altre granate. Dovessero essere rinvenuti nuovi ordigni, bisognerà ripetere le operazioni odierne con i militari del terzo reggimento guastatori di Udine che provvederebbero al recupero e alla distruzione dei proiettili. Ciò naturalmente comporterebbe una prolungata interdizione della zona. Normalmente questa è una operazione che si impiega mesi per farla, noi contiamo di farla in settimane, quindi sveltire al massimo la burocrazia e sveltire al massimo i tecnici, anche perché la Regione ha immediatamente messo a disposizione tutte le risorse e le autorizzazioni di nostra competenza e quindi auspico che entro l'estate, è un auspicio perché non è che faccio io il lavoro, però posso mettere però dal punto di vista politico tutte le leve necessarie che si possono fare e a disposizione in settimane e non mesi. Intanto, come detto, lo specchio d'acqua della Darsena rimane sotto sequestro. La Regione ha studiato una soluzione per i diportisti che non possono ormeggiare le proprie barche al porticciolo. L'autorità portuale, con il Presidente abbiamo parlato, ci mettono a disposizione delle aree portuali che erano attrezzate dalla Regione e pagate dalla Regione per mettere almeno un centinaio di barche in massima sicurezza, penso al Molo Zero. Quindi diciamo che nelle prossime settimane / prossimi mesi i diportisti avranno un disagio minimo, ma più di così non possiamo fare, nessuno pensava di ritrovare nel porticciolo di Barcola proiettili d'artiglieria. Asugi ha avviato un'indagine interna sul caso della 25enne trovata morta nei bagni del centro di salute mentale di via Gambini a Trieste. Sulla tragedia si sono espressi questa mattina sia il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, che l'assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi. Sentiamo. Purtroppo sono tragedie che lasciano il deserto dietro, è sconvolgente ovviamente per la famiglia ma anche per tutti gli operatori dei centri di salute mentale. Sono situazioni molto complicate, molto difficili, i giovani stanno vivendo un periodo di profonda insicurezza, instabilità e solitudine, per quanto il nostro impegno sia massimo anche mettendo a disposizione tutti i servizi, anche non solo di Asugi ma di altri partner privati, purtroppo sono vicende che ahimè accadono. Così il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, sul caso della 25enne triestina trovata morta nei bagni del centro di salute mentale di via Gambini a Trieste. La giovane era stata presa in carico dai servizi di salute mentale già da adolescente, quando aveva manifestato le prime fragilità. Lunedì mattina era stata ricoverata nella struttura, ma stando agli operatori non manifestava alcun sintomo tale da poter far pensare all'ipotesi di un gesto estremo. Proprio per questo non si era ricorso a ricovero ospedaliero.
ospedaliero. In attesa degli eventuali accertamenti della magistratura in capo al PM Alessandro Perogio, Asugi ha avviato un'indagine interna per accertare il corretto approccio al caso della ragazza e rispetto dei percorsi diagnostici e di cura. Come sempre, come in tutte queste situazioni, si fanno degli audit interni, si fanno verificare percorsi, procedure, organizzazione e tutto quello che attiene alla situazione. Sul caso, che ha lasciato sotto shock gli operatori del centro di salute mentale, ha riflettuto ai nostri microfoni anche l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Come abbiamo ascoltato dal dottor Semenzin, che purtroppo queste cose fanno parte della vita, noi non dobbiamo rassegnarci al fatto che queste cose possano accadere, quindi dobbiamo continuare a lavorare con impegno, cercare di cogliere questo disagio, che è un disagio che sta crescendo. Questo però era un caso seguito dai servizi in maniera importante, l'abbiamo ascoltato dai professionisti che si sono occupati di queste cose. Io direi che in questi momenti la prima cosa che bisogna fare è bisogna avere rispetto, la vicinanza nei confronti delle persone che sono state maggiormente colpite da questi eventi, però non fermarsi al fatto che quello che si fa non possa essere fatto ulteriormente, però anche riconoscendo nel sistema professionale il grande sforzo che sta facendo. Da martedì 7 aprile partiranno i lavori in via Pindemonte per il rifacimento del muro di sostegno e della scalinata, cantiere aperto per circa 3 mesi con strada chiusa al traffico e modifiche alla viabilità in tutta la zona. Manca poco la partenza dei lavori per mettere in sicurezza il tratto di via Pindemonte all'altezza della Scala San Luigi. L'intervento, inserito nel piano comunale per il rifacimento dei muri di sostegno, prenderà il via martedì 7 aprile e punta a risolvere una situazione di degrado che nel tempo ha compromesso la stabilità della struttura. Nel dettaglio, il cantiere prevede la demolizione di una porzione del muro esistente e la realizzazione di una nuova struttura di sostegno, più solida e duratura. Un'operazione necessaria e attesa per la sicurezza della zona, ma anche per l'estetica di quel passaggio. I lavori avranno però un impatto sulla viabilità. Per circa 3 mesi la strada resterà chiusa al traffico, con accesso consentito solo ai residenti. Via Crispi, a partire dall'incrocio con via Streller in direzione via Pindemonte, sarà a doppio senso di marcia, così come la stessa via Pindemonte. Concluso questo intervento, il cantiere si sposterà in strada per Longera all'altezza del civico 223, dove proseguirà il programma di manutenzione previsto dal Comune. L'operazione complessiva ha un valore di circa 400.000 euro e rientra in un più ampio piano di interventi sulla rete infrastrutturale cittadina. Un altro intervento che andrà presto a gara sarà quello allo skate park di Altura. Lunedì la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, potendo contare su oltre 500.000 euro già disponibili. L'obiettivo è di affidare i lavori verso l'inizio dell'estate. Per quanto riguarda invece la palestra di San Giovanni, l'inaugurazione prevista al 30 di aprile slitterà al 5 maggio, data in cui non solo si apriranno le porte della struttura, ma si avvieranno anche i primi allenamenti. Traffico intenso questa mattina in occasione dell'esodo per il fine settimana di Pasqua sulle autostrade A23 e A4. In particolare un rallentamento più significativo si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale fra l'Isert e Duino in direzione Trieste. A causa di un tamponamento sulla corsia di sorpasso e a seguito dell'incidente che ha fatto registrare un solo ferito, non grave fortunatamente, la circolazione è rimasta congestionata per circa un'ora. La situazione è rientrata nella normalità alle 11:30. Applausi rispettosi ieri sera al Verdi per la prima di Madama Butterfly, la messa in scena dell'opera di Puccini, a detta di più di un intenditore, è perfetta ma fredda. Repliche fino al 12 di aprile. Gli applausi rispettosi e solo a tratti scroscianti che ieri alla prima hanno salutato il ritorno al Teatro Verdi di Madama Butterfly fotografano al meglio l'andamento della serata. Lo spettacolo infatti da più di un punto di vista è perfetto pure troppo però. Manca di quel pathos, di quella partecipazione che ne sono essenziali elementi. Anche perché, come più di un intenditore ha avuto modo di commentare durante l'unico intervallo, non è che a livello di trama assai succede. Se tutto sembra fermarsi ad un passo dal necessario coinvolgimento, a pochi fra il pubblico scorrono i lacrimoni. Tutto ciò a plastica evidenza nella performance della protagonista, il soprano russo Olga Maslova, per la prima volta alle prese con il ruolo di Cho-Cho-san, che poi sarebbe Butterfly. Una prova che cresce con il dipanarsi della vicenda, ma non matura in tempo per un bel di vedremo, reso con diligenza, ma senza il trasporto che rende indimenticabili Kabaivanska o Scotto.
Anche il lavoro dell'orchestra diretta da Giulio Prandi poco spinge su determinati registri e qui magari fa bene, laddove la messa in scena di Alberto Priolo, già vista a Trieste nel 2019 e nel 2021, essenziale meno dei costumi di Sara Marcucci, perlomeno nel primo atto troppo gioca con gli elementi scenici giapponesi. Se qualcuno, finito lo spettacolo, eccepisce il fatto che Butterfly non faccia seppuku ma si tagli la gola, ciò da cui scaturisce un effetto scenico notevole ma per certi aspetti fuori tempo massimo, si potrebbe obiettare che la tradizione giapponese impone anche di togliersi le scarpe quando si è dentro casa, ma sono in fondo bagatelle, soprattutto di fronte a una partitura che resta meravigliosa e che induce più di uno a procedere con comparazioni non sempre necessarie. Ve ne sarebbero persino con Kurt Weill, segno ulteriore della grandezza di Puccini, che non serve sottolineare, magari solo per esibire la propria voglia di non accontentarsi di ciò a cui si assiste. Lorenzo Catanzaro, vice ispettore della Polizia Locale, collegato con noi al telefono per aggiornarci sulla situazione a Trieste per quanto concerne cantieri, viabilità e quant'altro, e anche interventi avvenuti, se sono avvenuti nell'arco della mattinata. Buongiorno vice ispettore. Buongiorno a lei e a tutti coloro che sono in ascolto. Sì, effettivamente la giornata di oggi è stata particolarmente movimentata per quel che riguarda il codice della strada, in particolare per ordinanze temporanee, quindi cantieri, nonostante il weekend pasquale alle porte. Siamo intervenuti in svariati siti appunto per le rimozioni. Si invitano sempre i possessori di veicoli a badare alla segnaletica temporanea che viene posizionata nelle aree, facendo attenzione alle date. Relativamente alla parte infortunistica, stamattina abbiamo avuto un paio di incidenti, un solo danni con una piccola lite fra auto e moto in piazza Sansovino, che poi è stata ricomposta dal nostro personale, ha rilevato l'incidente, e poi un incidente automoto con un lieve ferito in via Baiardi, tra l'altro zona poco trafficata, ma evidentemente anche là può succedere nulla di grave per i coinvolti. Nella mattinata sì, ci hanno informato che nel porticciolo di Barcola sono stati bonificati e raccolti quei bossoli che si parlava nei giorni precedenti risalenti alla seconda guerra mondiale, senza particolari incidenti o complicazioni. Relativamente alla viabilità ricordiamo la chiusura in atto della galleria Carso, direzione Venezia, da ieri, e inoltre questa sera dalle 22 fino alle 5 di domani mattina troveremo chiusa la galleria di Montebello per lavori di manutenzione all'impianto della ventilazione, e abbiamo ancora chiusa la strada al Monte d'Oro anche in seguito a quella caduta d'albero di un paio di giorni fa, e nei giorni a seguire dovrebbero intervenire per la sistemazione e la riapertura. Giusto un cenno per la giornata di oggi, per le varie processioni che ci saranno, che potranno ovviamente anche in parte interessare la circolazione stradale. Avremo a Valmaura la partenza alle 15 da Piazzale Valmaura con l'itinerario dalla scalinata fino alla chiesa. A San Giovanni con partenza alle 15:15, con la partenza dalla chiesetta di via Capofonte con l'arrivo in Gioberti alla chiesa grande, alla chiesa parrocchiale. Ci sarà a San Giusto, organizzata dall'Azione Cattolica, la processione con partenza da via Capitolina alle ore 21, e l'itinerario sarà appunto su piazza Sansovino, via Capitolina e arrivo alla cattedrale. Ad Altura la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes con partenza alle 15 dal giardinetto pubblico e l'arrivo alla chiesa. E in Civitavecchia questo potrebbe creare un po' più di disagio alla circolazione, alla parrocchia della Beata Vergine del Rosario, dove la processione parte alle 18:30 dalla Piazza Vecchia, con un itinerario che si snoderà in via Torbandena, Teatro Romano, via San Spiridione, via San Nicolò, Cassa di Risparmio, Piazza della Borsa e via Malcanton, Teatro Romano, via Rosario e ritorno sulla Piazza Vecchia. E l'ultima che ho in nota ancora è quella su di Borgo San Nazario, dove inizierà alle 20 dalla chiesa parrocchiale e si snoderà per via del Borgo con termine verso le ore 21. Al momento non avrei altro da dire, ci aggiorniamo a domani mattina per gli aggiornamenti del fine settimana. Grazie vice ispettore Catanzaro, un saluto alla sala operativa, buon lavoro a voi, grazie. Andiamo avanti con i servizi, passiamo al basket, sfida di campionato per la Pallacanestro Trieste, domani contro Varese al Palla Rubini alle ore 19.
partita importante, in questo momento ancora di più per mantenere la posizione all'interno della griglia playoff, e quindi chiaramente sarà una partita che è una sorta di una delle prime finali che avremo in questa ultima parte di stagione. Il match di domani alle 19 al Palarubini contro Varese, senza dubbio la più importante tra le 6 finali, come le ha definite coach Taccetti, da qua al termine della regular season, considerando che Trieste dovrà vedersela poi in trasferta con Milano, Bologna e Udine, e in casa con Brescia e Cremona. La lotta è quella per le ultime 3 piazze dei playoff. I biancorossi al momento sono settimi a 22 punti dietro a Reggio Emilia, che arriva da 6 vittorie consecutive. Dietro ci sono 4 contendenti da tenere d'occhio, la stessa Varese e Trento a quota 20, i cugini friulani e Cremona dietro. Vincere la partita di domani significherebbe allungare a +4 sulle inseguitrici. In caso di sconfitta invece i varesini sorpasserebbero i giuliani in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Al contrario del percorso lontano da casa, con soli 2 successi, quello casalingo è diametralmente opposto, sconfitte solo con Venezia e Bologna e 9 vittorie. Ce la vogliamo giocare con fiducia di quello che abbiamo ricostruito a livello di sicurezze, di solidità nelle ultime 3 settimane, perché ieri sera sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, ma come dicevo ci sono state cose buone anche ieri sera e da lì vogliamo ripartire, e dalle buone prestazioni in casa delle 3 partite della settimana scorsa, inclusa quella persa con Venezia. E poi andiamo avanti domenica per domenica, giornata per giornata. Sicuramente dovremo, se possibile, anche provare a ribaltare la differenza canestri, può servire, anche se l'andata, la partita, insomma, finimmo a -15, quindi non sarà semplicissimo, però è ovvio che adesso tutte queste cose le dobbiamo avere belle chiare in testa e scendere in campo motivati per. Ora spazio alla pubblicità, ci rivediamo fra poco. Più risorse per il personale sanitario in regione per il 2026, messi in campo quasi 48 milioni di euro, più 10 rispetto al 2025, con una manovra complessiva che supera i 70 milioni. La manovra rispetto allo scorso anno, che stimava una quota di 37 milioni, quest'anno a contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto sarà di 75. Nuovo impulso sulla busta paga del personale sanitario in Friuli Venezia Giulia. Per il 2026 la Regione mette in campo quasi 48 milioni di euro, oltre 10 milioni in più rispetto all'anno precedente, accompagnato dall'abbattimento del tetto di spesa che negli ultimi anni ha limitato gli organici. Con i rinnovi contrattuali nazionali la cifra complessiva supera i 70 milioni. I dati sono stati presentati oggi dal presidente Massimiliano Fedriga e dall'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Il piano concentra le risorse su indennità e incentivi. Circa 8 milioni sono destinati al comparto e oltre 2 milioni e 700 mila euro alla dirigenza, con interventi mirati per pronto soccorso, turni notturni e attività nei contesti più complessi. L'abbattimento del tetto è quello che consente di mettere a disposizione rispetto al 2019 240 milioni di euro in più, quindi noi abbiamo implementato queste risorse in maniera importante, a differenza di quello che ci viene contestato, e lo abbiamo fatto perché la sentenza della Corte Costituzionale ci consente un'autonomia attorno a questo. Sul fronte degli organici, il sistema sanitario regionale supera le 20.500 unità. Il saldo resta positivo. Negli ultimi anni si registra un incremento complessivo di 562 unità, con una crescita significativa anche tra i dirigenti medici. Queste sono risorse che vanno a personale maggiormente assunto, 1 migliaio nel corso di questi anni, invertendo un processo che viene in qualche modo narrato. Non è vero che ci sono maggiori uscite dall'entrata, ma è il contrario, e con livelli retributivi che definiscono elementi di variabilità e introduce, oltre alla componente medica e infermieristica, anche gli OS, i tecnici di laboratorio e di radiologia, le ostetriche, aumenta anche la parte del welfare raddoppiandola e soprattutto fa un'altra manovra estremamente importante, mette a disposizione 10 milioni di euro a beneficio del comparto amministrativo. Sul fronte retributivo un infermiere neoassunto può arrivare a una media annua lorda di circa 47.000 euro con le nuove indennità contro i circa 37.000 della base senza incrementi. Sale anche la spesa complessiva per il personale che nel 2026 supera il 1.170 milioni di euro in aumento rispetto ai 936 milioni del 2019. Riqualificate la banchina mare e le panchine adiacenti al porticciolo di Barcola, un'operazione da 284.000 euro. Vediamo.
e quindi mantenendo sia la funzione legata al diporto, ma allo stesso tempo appunto riqualificando con un disegno unitario quello che è il porticciolo di Barcolo. Così l'assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha commentato la riqualificazione delle banchine a mare di piazzale 11 settembre a Barcola, realizzata con il contributo della Regione e che va dunque ad inserirsi in una serie specifica di interventi che andranno a migliorare l'aspetto di alcune zone del territorio. E questa era un'area dedicata al rimessaggio delle barche e non dava spazio ovviamente a una continuità di una passeggiata così bella, importante e frequentata in tutti i mesi dell'anno, quindi aver ridato dignità a questo luogo, mantenendo però attraverso delle panchine che sono state progettate apposta la possibilità di poter inserire le scalette a disposizione delle barche che qui ormeggiano. L'intervento non si è limitato all'abbellimento indiscutibile di quel tratto della riviera, ha tenuto conto anche delle necessità di chi quella zona frequenta per il proprio diporto in un'ottica ben precisa. Uno dei tanti interventi in capo alla Regione che ha anche questa funzione, da quello che stiamo facendo a Grignano, quello che poi faremo anche nel porticciolo di Duino, sempre con una rigenerazione degli spazi urbani a favore di tutta la comunità. L'intervento ha incluso anche la riqualificazione dell'illuminazione pubblica con l'installazione di nuovi pali di altezza contenute dotati di sistemi modulari in grado di garantire sia un'illuminazione funzionale sia scenari luminosi adattabili in occasione di eventi e manifestazioni. Sul fronte dell'arredo urbano sono state realizzate sedute in calcestruzzo prefabbricato progettate non solo per la sosta e la contemplazione del paesaggio, ma anche per integrare in modo ordinato e discreto le passerelle utilizzate dai diportisti, evitando impatti visivi negativi e migliorando l'organizzazione complessiva dello spazio. È tutto da questa edizione del notiziario, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.